Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi al super pippone della domenica del vostro Maretto Veneziano. Da come avete visto da mascherina, oggi parleremo di come fare soldi facili senza muovere un dito con le criptovalute, perché purtroppo parecchi nostri committenti sono stati agganciati, no? Sono stati agganciati in modo furbesco o quasi brigantinaggio. Insomma, sapete che oggigiorno sui social è facile incontrare persone, suonatori pifferi e via dicendo, e quindi ci hanno chiesto dei consigli, anche indagini radioniche, radiestesiche, anche indagini profonde, sia di Legame Maretto Veneziano. Ah, mi raccomando, se non vi siete ancora iscritti al canale di Legame Maretto Veneziano, iscrivetevi. Ma andiamo avanti un po' con questa situazione che sta avendo un boom a livello nazionale proprio di queste criptovalute, che poi ci sono di tutti i nomi di più e di meno. Ogni giorno ne nasce una nuova. Prima di tutto vi voglio dire che queste criptovalute fondamentalmente non esistono, non è qualcosa di tangibile e sono nate chissà da quale mente furbesca, perché in effetti molto probabilmente ci sono voci in corridoio che dicono che le hanno costruite, inventate a tavolino i servizi segreti americani. Però qui mi ha detto queste cose non le dice. E non dice neanche che alcune, perché queste cose mi ha detto, sapete che non le dice e non le pensa, sono delle cripto inchiappettate. Lo ripeto, cripto inchiappettate. Perché? Perché purtroppo alcune persone che conosco che si sono rivolte a Marietto dopo che hanno avuto queste nuove modelli di cripto, no? Cioè perché prima erano criptovalute, dopo si sono rivelati quasi cripto incapettati, ci hanno contattati arrabbiati, delusi, insomma, non dico che li hanno derubati, ma si sentivano fregati e derubati. Perché questo? Perché generalmente vengono avvicinati sui social in modo amichevole da persone gentili, da persone che hanno un modo molto elegante, da persone disponibili a investire o in diamanti virtuali sempre, o in oro virtuale sempre, o in criptovalute. E poi in modo molto elegante, molto gentile, si presentano, fanno vedere dei grafici faraonici, delle impennate di guadagni che il Marietto non dice che non esistono. Il Marietto queste cose non le dice, però diciamo che sono un po' fantasiose, un po' come dire, pirandiche, no? Non so o come definirle, un po' machiavelliche, e la persona magari un po' stretta da bisogno finanziario, un po' magari credulona, un po' naif, un po' che non ha mai ascoltato il Decaro veneziano. Insomma, sapete quei momenti magari tristi della propria vita che uno pensa che ha trovato la lanterna magica, insomma, segue con modo interessato la persona che gli propone questo business e magari gli fa investire all'inizio una piccola cifra, magari 1000-2000 euro, proprio così tanto, e poi dopo qualche tempo ritorna questa persona e gli fa vedere dei guadagni importanti. Guadagni che effettivamente magari in altri mondi, il mondo di Peter Pan, il mondo di Marto, degli extraterrestri, sapete che una volta c'era la New Age che bastava una pacca sulle spalle, la parolina magica per trovare il parcheggio. Sapete, una volta c'era nel 2012, ve lo ricordate il salto quantico quando il Marietto spiegava che i russi ci avrebbero invaso? Vi ricordate quelli che dicevano che bastava dire Pippo Pappo 3 volte e praticamente uno avrebbe vinto il 13 calcio ogni domenica? Beh, oggigiorno il Pippo Pappo è andato in cantina ed è arrivato la scusate, è la criptovaluta, perché mi ha detto cripto inchiappettata, queste cose non le dice, ricordatevi. Beh, il segreto qual è? Il segreto è che poi loro tornano, queste persone, vi fanno vedere che con i vostri soldi avete maturato cifre importanti, altisonanti, ma poi cosa succede? Succede prima di tutto che si appoggiano su nomi altisonanti di banche, no?
tipo la Deutsche Bank, la Intesa, l'Unicredit, insomma, i nomi ci sono tutti, no? Però il problema è che solo sulla carta e nella fantasia e nel sogno di chi viene adescato. Beh, nella realtà queste banche non sanno nulla, l'Unicredit o ad esempio la Credit Suisse, l'UBS, no? Questi personaggi fanno vedere che la persona con poco investimento ha guadagnato tanto, ma il trucco dove sta? Sta che dicono, se vuoi riprenderti, non so, i tuoi 100.000 euro che hai guadagnato dalla criptovaluta, no? Devi pagare una tassa del 26%. Allora, molti dicono, beh, io non voglio il 26%, lo lascio già alla fonte, prendo solamente il resto. Però il gioco non funziona così, ti dicono, no, devi pagare questi 26%. Allora, se voi avete investito 1000, no? Cioè praticamente lui si è preso 1000 e vedete che c'è da ritirare 70, 60 o 70 mila euro, praticamente dite, beh, scuccio altri 26 mila euro. Quindi cosa vuol dire? 1000 più 26 mila fa 27 mila. E il problema è che poi con una girandola di problematiche vi sposti in un altro ufficio e nascono nuove tasse, magari del 13%. Quindi alla fine uno sborsa, non so, 40-50 mila euro e non ha mai vinto niente con la criptovaluta. Cioè, in altre parole, è una truffa bella e buona. Un sistema Ponzi ingigantito. Allora, cosa consiglia il maledetto veneziano Hildegard? Beh, la prima cosa, sempre un talismano magico da 150 euro, che lo metto qui in sovraimpressione, così che, scusate, è uno della criptovaluta che subito ha voluto interessarsi a una telefonata. No, calma, non telefonate subito, pensate bene perché mi ha detto non le vende le criptovalute. Il de chi era, scusa? Qualcuno che voleva un talismano. Ah, era uno che voleva il talismano. State calmi, ragazzi, perché qui siamo in diretta, eh. Lo sapete che il legale e il marito veneziano sono sempre sul pezzo. Però ritorniamo al talismano. Beh, la prima cosa è una pulizia col talismano, poi un sigillo. No? Questo non costa 26.000 euro, costa molto di meno, ma vi accende quelle lampadine che purtroppo altre persone prima di conoscere il decano marito veneziano avevano un pochettino assopite. Il marito veneziano più che altro non vi consiglia di investire in criptovalute da persone che non hanno le competenze, le qualità, le conoscenze, la professionalità, ma di rivolgersi a istituti specializzati, con tanto di nome, di andare allo sportello, non farsi abbindolare da gente che si incontra sui social e che vi dice che con 200 euro andate a casa con 20.000 euro. Mi raccomando, e poi se proprio siete alla canna di gas, una piccola indagine radionica o radioestesica possono aiutare molto. Bene, cari amici, grazie per avermi ascoltato e alla prossima. E mi raccomando, lontano dalle cripto inchiappettate. E vi ricordo che mi ha detto queste cose non le dice.